Buonasera ragazzi, ha già terminato di piovere come potete vedere, quindi mi sembra che sta tornando il sole di nuovo qua, vedo un po' rossiccio, però vedete, ci sono ancora questi nuvoloni, però non piove più in effetti, quindi si è rinfrescato un poco l'aria, però ha terminato già, quindi nulla di eccezionale in effetti, quindi però un pochino l'aria è cambiata, quindi va bene pure, anche se vedo queste nuvole rosse. Speriamo che domani non sia davvero caldo, anche se ci sono questi nuvoloni ancora in giro, quindi speriamo che stanotte continui a piovere, anche se non credo tanto, quindi in effetti le nuvole stanno solo un po' su questa montagna, un po' di là, quindi dovrebbe arrivare da qua il maltempo se proprio vuole piovere. Poi in effetti il mare si vede lo stesso, per terra qui è bagnato ma lì già è asciutto. Proviamo a fare uno zoom del mare, eccolo qua. In effetti il mare è calmo, sì, in effetti ci sono sti nuvoloni col rosso dentro, vedi? E poi ci stanno sti nuvoloni sopra queste montagne, in effetti. Adesso diminuisco lo zoom così si vede meglio. Eccolo qua. Diciamo un tramonto con le nuvole, ragazzi. Nuvole rosse, questo deve essere il riflesso sicuramente del sole, sicuro. Pure qua, vedete, tutto rosso. E poi ci sta bella nuvola qua, un piace a me. E questa indica proprio maltempo. È proprio nera nera, quindi vedete, è bella compatta compatta. Ciao Paolo, come vedete sto con lo zoom ingrandito abbastanza, quindi anche la montagna si vede, pare che stiamo vicini, ma in realtà stiamo lontani. Salerno, dietro questa montagna in effetti c'è la costiera amalfitana. Vabbè, adesso sto con lo zoom, vedi? Adesso è diverso, vedi? Stavo con lo zoom del cellulare, perciò si vedeva molto bene, adesso no. Però vedete, bel tramonto, dai. Nuvoloni, azzurro, rosso. Diciamo una bella visuale, ragazzi. Poi ci sta il mare, quindi diciamo una bella. Poi sta questo bello nuvolone. Sì, sì. Qui sto nella stanzetta dove diciamo faccio i video per YouTube. Sì, sì, proprio qua. Sì, sì. Io quando stavo a Torino pensavo a tutto questo, guarda, sinceramente uscivo pazzo, perché è abituato che io sto a 4 km dal mare, vedi, io lo guardo dalla casa, ti lascio immaginare a Torino dove il mare non ci sta,
in piena estate ho lavorato lì per 5 anni poi, quindi salivo e scendevo e salivo. E in effetti lì è tutta un'altra cosa. È vero, bella Torino, Piazza Castello, i Giardini Reali, però le città di mare sono sempre più belle. Sì, sì, non è che io lo faccio io in effetti, è proprio così oggi. In effetti posso solo zoomare io. Ecco qua come sembra. Ciao, grazie. A casetta ci fosse mare, hai ragione. Vabbè, tu fai prima di andare a Napoli a mare, no? Però ragazzi, io ho speranze in questa nuvola qua. Se stanotte fa piove. Quindi a parte il bel tramonto qua, con le nuvole, rosa, tutto bello colorato. Speriamo che questo bel nuvolone che arriva qui dall'Avellino, perché da qua, in effetti da qua ci sta Caserta, Avellino, Napoli. Qui invece diciamo sta la costiera amalfitana dietro questa montagna e poi di qua ragazzi si va per la Calabria. Ciao Isabella, buona serata. Quindi in effetti ragazzi il cielo si presenta così a Salerno a quest'ora. Questo è il nuvolone mio, vedi? Quindi la speranza è solo lui. Perché da qua ragazzi dove sta il mare non ci sta nulla. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata, ci sentiamo sul canale fra poco. Vi ho fatto proprio la diretta perché ho visto che il cielo è bello. No, bello, in senso sta rosso, sta un po' di tutto. Sì, sì. Sì, sì, fra poco accendo il compito e ricomincio a fare qualche video. Ciao, grazie, ciao Paolo, ciao Isabella, ciao a tutti. Ma vediamo, qualcosa di strano comunque al finale penso. Qualcosa di alieno, UFO, astronomia, qualcosa di questo genere qua. Che è più quello che va. Vabbè, ciao ragazzi.